dovrebbe essere garantito un percorso formativo fin dalla scuola dell'infanzia per guadagnare conoscenza nei vari ambiti del sapere. La formazione deve essere accessibile a tutti. In Italia, al 2019, il 13% dei giovani dai 18 ai 24 anni non ha terminato il percorso di studio e solo il 27,6% degli studenti possiede un titolo di studio terziario. In Europa solo il 40% ha conseguito un titolo di studio terziario, mentre il 10% non possiede un diploma di scuola superiore. Un cambiamento importante è stato dovuto alla digitalizzazione. Lo scorso anno l'87% della popolazione europea ha adoperato Internet, ma solo una piccola fetta presenta davvero competenze digitali avanzate, ovvero pochi sanno come comunicare, come informarsi, come risolvere problemi, come veicolare contenuti digitali tramite software. Cosa possiamo fare? Aiutare parenti e amici più piccoli nello studio, supportare e promuovere attività per favorire l'accessibilità della scuola a tutti. Per approfondire questa ed altre tematiche sulla sostenibilità, iscriviti al corso di base sullo sviluppo sostenibile di UniUB.